in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il bilancio di assestamento è una legge formale e obbligatoria che deve essere approvata da ciascun Consiglio regionale italiano entro il 30 giugno di ogni anno, secondo quanto prevede la Ragioneria Generale dello Stato. Questo termine è stabilito dalla normativa nazionale, ma l'effettiva durata del processo di assestamento, che include la predisposizione e l'approvazione della legge, può dipendere da ciascuna amministrazione regionale interessata. Per la cronaca, 42 giorni dopo il termine di legge statale, in una seduta a Fiume, ha finalmente dato il via libera alla variazione di bilancio da 500 milioni di euro, relativa soprattutto al disavanzo 2024 delle aziende sanitarie isolane. In realtà, l'intervento suppletivo proposto dall'assessore regionale alla programmazione, che sulla carta vale complessivamente oltre 800 milioni di euro, con l'auspicio che l'approvazione della manovra prima della pausa estiva rappresenti il primo passo per il ritorno a un calendario di bilancio regolare, offrendo tempi certi di programmazione a istituzioni, operatori e comunità in tutta la Sardegna. Così ha dichiarato l'assessore regionale Giuseppe Meloni, che ha anche sottolineato che si tratta di un'azione strategica e concreta che rafforza vari settori cardine e risponde a bisogni immediati, ponendo le basi per uno sviluppo duraturo. Dalla sanità alla scuola, dal lavoro all'ambiente, dal digitale alla cultura, per settori diversi. Vediamo quali sono gli interventi principali. Messa in sicurezza di strade provinciali e comunali, 45,5 milioni di euro per la viabilità, con attenzione particolare alle aree interne e alle connessioni strategiche dell'isola. Competitività delle imprese, 50 milioni per rafforzare l'economia e migliorare l'occupazione attraverso i bandi per i contratti di investimento. Istruzione e cultura, oltre 42 milioni per borse di studio, libri di testo, trasporti scolastici, promozione culturale
e sostegno a biblioteche e musei. Verde e ambiente. Quasi 50 milioni per interventi di riqualificazione urbana, cura degli spazi pubblici e smaltimento rifiuti. Agroalimentare. Quasi 12 milioni per sostenere agricoltori e allevatori colpiti dalla dermatite bovina, cui si aggiungono 18,2 milioni stanziati con una legge apposita per un totale di 30 milioni di euro destinati a fronteggiare l'emergenza. Accanto a queste voci principali, la variazione destina risorse anche a interventi che incidano direttamente sulla vita quotidiana delle persone, dal potenziamento dello sport come strumento di benessere ai contributi per l'affitto delle famiglie in difficoltà, dall'innovazione digitale con punti di facilitazione e cyber security alle cure e servizi alla persona come telemedicina e centri per la famiglia, fino a sostegno a turismo, eventi e persone licenziate. Ed eccoci ad alcune curiosità relative all'assestamento di bilancio 2025-2027. Tra le misure più rilevanti, 3 milioni per ridurre le liste d'attesa e per l'attivazione degli ambulatori gratuiti destinati a persone fragili, fondi per infrastrutture strategiche, come il rafforzamento della competitività della città metropolitana di Sassari. Sono 9 milioni indirizzati all'ammodernamento degli impianti sportivi isolani. Sul fronte agricolo sono stati stanziati contributi straordinari per i consorzi di bonifica, manutenzione di impianti a sostegno delle aziende zootecniche colpite dalla lingua blu e dalla siccità. La cultura ottiene 8 milioni per musei, biblioteche, teatri e siti UNESCO. In ambito industriale 8 milioni vanno al rilancio dell'ex Keller di Villacidro, 5 per l'aggiornamento del sistema informativo territoriale e 1 milione per infrastrutture digitali nelle aree interne. L'Aula, che ha approvato all'unanimità l'intervento economico di 30 milioni di euro per misure straordinarie per gli allevatori colpiti dagli abbattimenti sanitari dovuti ai focolai di dermatite nodulare contagiosa, con la critica di alcuni esponenti dell'opposizione per la rapidità con cui il testo è stato confezionato e per la mancanza di misure sul mancato reddito. Il Consiglio ha poi approvato anche la proposta di legge sulla razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione, con alcune novità per la gestione del personale e dei gruppi consiliari. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Ogni possibilità conta. Scegli il vero ibrido Toyota. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Watching freaky people getting it on. It doesn't make me nervous. If anything, I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen it all. I get home, I got the munchies. Binge on all my Twinkies. Throw up in the tub, then I go to sleep. And I drank up all my money, tasting kinda lonely. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Ooh, high all the time to keep you off my mind. Spend my days locked in a haze, trying to forget you, babe. I fall back down. Gotta stay high all my life to forget I'm missing you. Pick up daddy's at the playground. How I spend my daytime, losing up the frown, make them feel alive. Bentornati Panorama Sardo, il nostro percorso estivo, e come ogni estate raggiungiamo un'amica di Panorama Sardo, di Tele Sardegna, Tessa Gelisio, qui nella splendida Calasetta. E ben trovata, buona estate 25. Ben ritrovato, grazie per essere tornati a trovarci. Questa è una serata particolare, tra l'altro, perché dopo le degustazioni stanno arrivando tanti ospiti a trovarci. C'è anche la cena di tonno di Tonnara, quindi stasera un'esperienza a 360 gradi per immergersi nei sapori, nei profumi sardi, prima con i nostri carignani a Priede Franco e poi con il tonno di Tonnara, che è un'altra cosa unica al mondo. Cioè, la Sardegna, come sappiamo, è ricchissima di cose uniche, tradizionali e antichissime, che noi cerchiamo di valorizzare e raccontare ai tanti turisti che vengono a trovarci. Make it fast and greasy. I'm number way too easy. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. High all the time to keep you off my mind. Spend my days locked in a haze, trying to forget you, babe. I
Tessa, mai come quest'anno quello che tu ci hai descritto è uno dei frammenti dello splendido universo enogastronomico della Sardegna, il vino, il cibo, la biodiversità. Tu sono anni che porti avanti questa battaglia in modo personale, anche facendo nelle tue produzioni sempre emergere questo. Quest'anno cosa sta succedendo in Italia? Parliamo della nostra Italia. Allora, da quale punto di vista? Domando una, cosa sta succedendo in Italia? Dal punto di vista proprio dell'enogastronomico, Okay. mi rifaccio un po' ai dealcolati, a quelli che sono i dazi che vanno a influenzare il nostro mercato, il mondo del vino. Qui nella vostra azienda, come in tante aziende sarde, si usa ancora il chilometro zero, si usa ancora il prodotto naturale. Sì, esatto, il trend di mercato sta, diciamo, giocando contro di noi, nel senso vogliono sempre vini con una gradazione più bassa, ma a causa del cambiamento climatico la gradazione dei vini sta aumentando. Vanno più i vini frizzanti, ma questa è una terra di eccellenti rossi, noi poi produciamo praticamente soltanto Carignano bello rosso. Nonostante questo, lo storytelling, il racconto che c'è dietro ai nostri vigneti, i nostri vini, quindi ai nostri vigneti, è vincente. Secondo me in un'annata un po' particolare per la Sardegna anche dal punto di vista dell'arrivo turistico, perché non so che sensazione avete voi, ma secondo me c'è molta meno gente, qui tutti si stanno lamentando, puntare sull'esclusività delle cose e raccontarle è un'arma vincente, perché il mare bello c'è anche in Grecia, c'è anche in altre zone del mondo, queste cose non ci sono da nessun'altra parte del mondo. Il Carignano a Pietrefranco è solo sull'isola di Sant'Antioco, il tonno di Tonnara è solo in Sardegna, quindi raccontiamo quello che ci rende unici, non è il mare che ci rende unici, ovviamente è bellissimo, meraviglioso, però aggiungiamo la cultura e la tradizione e la storia sarda, perché è quello che è unico. Il dato è centrato, siamo a metà della stagione turistica, ma la permanenza sembra una Sardegna sold out, ma in realtà la permanenza è davvero poca, c'è un'affluenza, però poi questa affluenza si è ridotta quasi del 50%, ma come al solito lo vedremo dalle statistiche di fine anno. Volevo chiederti, tu ti sei immersa letteralmente anche in un nuovo progetto con 3B Meteo, nel quale vai a girare la nostra Italia proprio in una chiave di quello che è il mare, le nuove forme di pesca, possiamo dire così, con le specie aliene che stanno invadendo un po' a macchia di leopardo le nostre coste, e soprattutto il cambiamento climatico. Tu 6 anni che ce ne parli. Con 3B Meteo Missione Italia abbiamo fatto questo viaggio in Italia per capire come sta cambiando l'Italia, i territori con il cambiamento climatico, no? Perché sembra sempre qualcosa di astratto, poi quando vai in concreto nei luoghi e qui succede quello, qui quell'altro, e noi siamo andati a documentare per esempio l'arrivo di specie aliene nel Mediterraneo, ce ne sono sempre di più. Eravamo a Positano, i pescatori sono disperati perché pesci che prima pescavano non li pescano più, hanno questo vermo cane che era tipico del Nord Africa e ora si è spostato anche da loro, chissà arriverà a breve anche in Liguria e gli devasta tutte le reti, piuttosto che hanno pescato in zona un pesce palla che è velenosissimo, quindi insomma sta cambiando pesantemente il nostro mare, temperature caldissime, ma basta ricordarsi com'era a giugno il mare in Sardegna, sembrava un brodo veramente. Io ho mai fatto il bagno in giugno in Sardegna perché sono freddolosa, ero sempre in acqua, e poi sta salendo il mare anche, l'abbiamo visto benissimo a Ischia dove stanno rialzando il porto. Perché? Perché alla fine sono 8 centimetri negli ultimi 20 anni, che possono sembrare una sciocchezza, ma 8 centimetri vuol dire che ti si allaga il porto, cioè le case a Ischia in porto hanno le paratie come a Venezia. Ci sarebbe tantissimo da dire, il tempo a nostra disposizione sta per scadere, ma volevo chiederti questa tua mission, la biodiversità, l'ecologia, soprattutto la vostra azienda rispecchia questi tipi di scelte. Conduttrice televisiva, cotto e mangiato, blogger a 360 gradi sul bene del pianeta, i prossimi tuoi obiettivi, progetti? Portare avanti quello che c'è, che è già impegnativo, assolutamente, molto impegnativo fare l'imprenditore, non a caso si dice fare impresa, perché è un'impresa. E allora, per chi si fosse collegato con noi in questo momento, Panorama Sardo continua, do la linea alla regia, ringrazio di nuovo Tessa Gelisio e continuate a seguirci. Nessuno vive i propri sogni come te. Nessuno affronta la strada così
anche quando una strada non c'è. Nessuno sfida così intensamente i propri limiti. Nessuno ama così tanto la polvere. Nessuna è come S-Cross Hybrid. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Immagina di percorrere tutta la Sardegna nello spazio di una passeggiata, poi di rivivere le vicende della civiltà nuragica, di viaggiare ancora più indietro nel tempo, quando i dinosauri erano padroni del mondo, infine di immergerti nello spazio delle galassie. Tutto intorno una cornice ambientale profumata dalla macchia mediterranea e corredata come area picnic e ristorante. Inaugurato nel 1999, il Parco della Sardegna in miniatura si estende su un'area di 50.000 metri quadri, immersa nel verde, nella vallata sottostante la Giara di Tuili, ad appena 1 chilometro dal villaggio nuragico su Nuragi di Barumini.
Il parco propone da marzo a novembre una serie di attrazioni che illustrano gli aspetti caratteristici dell'isola, dalle miniature con la riproduzione in scala dei monumenti più rappresentativi lungo un percorso di circa mezzo chilometro, al padiglione nuragico con la ricostruzione in dimensione reale delle abitazioni dell'antica civiltà che popolò la Sardegna nell'età del ferro. Le capanne recano oggetti di uso quotidiano ed ospitano manichini animati che illustrano gli usi e i costumi delle popolazioni nuragiche. Gli aspetti naturalistici dell'isola vengono approfonditi nel percorso botanico Amico Bosco, con molte specie tipiche della macchia mediterranea, come cisto e corbezzolo, immerse nel verde delle roverelle e dei lecci e segnalate da pannelli descrittivi. Per un salto nei tropici, invece, nel cuore del parco c'è la biosfera, una cupola trasparente di 15 metri di diametro in cui è riprodotta una foresta pluviale popolata da animali esotici come pappagalli, variopinte farfalle, camaleonti ed insetti. Non manca una sezione dedicata alla scienza con il Museo dell'Astronomia ed il planetario unico in Sardegna per un affascinante viaggio alla scoperta dell'universo e la mostra permanente Darwin, l'avventura dell'evoluzione, interessante percorso interattivo che comprende una collezione di fossili ed illustra le tappe principali delle scoperte che hanno portato alla formulazione della rivoluzionaria teoria. A completare l'offerta del parco ci sono la torre panoramica, le imbarcazioni per navigare intorno alle miniature, l'era glaciale, il parco dei dinosauri, un percorso tra i giganti del passato animati e riprodotti in scala naturale e con rigore scientifico, grazie alla consulenza di illustri paleontologi. E il nuovo straordinario percorso natura, dove sarà possibile attraversare il fiume Amazzonico con un tunnel subacqueo trasparente, vivere l'emozione di trovarsi faccia a faccia con un temibile branco di piranha, carezzare le carpe koi nella grande vasca tattile e tanto altro. Buonasera Valerio, oggi per i percorsi di Panorama Sardo Estate torniamo a Sardegna in miniatura, un parco che ha festeggiato i 25 anni, quest'anno il 26esimo anno con tantissime novità e ci troviamo con il direttore del parco Pierangelo Cadoni. Che dire, siamo sotto un gigante, Pierangelo. Siamo Sardegna in miniatura, ma in questo caso siamo decisamente sotto un gigante. È la riproduzione in grandezza naturale dell'argentinosauro, il più grande dinosauro mai esistito sulla Terra, 35 metri di lunghezza, e questa è la riproduzione in scala naturale che lo fanno diventare la più grande ricostruzione in grandezza naturale d'Europa. Per cui un dinosauro eccezionale che, insomma, venire a vederlo e stare sotto fa un certo effetto, insomma. Un'azienda, Sardegna Miniatura, che è partita con la tradizione di quelli che sono i paesaggi della Sardegna, e poi negli anni il parco si è evoluto non solo per la richiesta ma sicuramente per una scelta di avanguardia. Sì, indubbiamente la nostra prima scelta era quella di rappresentare la Sardegna con tanti piccoli monumenti all'interno della ricostruzione della Sardegna miniatura come isola, che tra l'altro, vi ricordo, è navigabile. Dopo abbiamo aggiunto dei percorsi che hanno trasformato la Sardegna miniatura in quella che è oggi, ovvero un parco a tema dove esistono dei percorsi, il Museo dell'Astronomia, il Planetario, il Parco dei Dinosauri. Il Parco dei Dinosauri è il più grande in Italia come numero di esemplari. E tutto questo unito alla foresta tropicale, a un acquario, con tanto di tunnel, insomma, e tutto questo fanno sì che la gente, le persone, i visitatori possano trascorrere una giornata in piacevole compagnia, insomma. Non è solo un prodotto fruibile per le scuole, per i residenti, ma anche per i turisti. Numeri importanti anche per quanto riguarda la gestione dell'azienda, che ha degli operatori che sono professionali, che sono strutturati per poter fare un percorso, possiamo dire, nel tempo e nello spazio.
Assolutamente sì, le scuole è un prodotto stagionale, nel senso che ci occupiamo delle scuole soprattutto nel primo periodo di marzo, aprile, maggio, ma in questo momento, oggi per esempio, forse oltre il 50% delle persone che sono all'interno del parco sono stranieri, per cui è un prodotto che piace anche al visitatore occasionale, che trova magari un momento così di allontanamento dalla costa per trascorrere una bella giornata in famiglia. Insomma. Tante le novità di quest'anno, ce ne saranno altre? Assolutamente sì. Beh, intanto l'anno prossimo sarà un anno molto particolare, perché la Sardegna Miniatura decide di cambiare pelle da un punto di vista energetico e diventa totalmente così, indipendente da questo punto di vista. Quindi ci produrremo il 100% dell'energia che utilizziamo, questo farà sì che lavoreremo con un laboratorio sulle energie rinnovabili, ricostruiremo la torre panoramica, sostituiremo l'attuale trenino con un trenino elettrico, insomma cercheremo di essere sempre di più un parco a energy free. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Toyota Aygo Cross, il crossover compatto che conquista la città in tutta agilità. Resta connesso al tuo stile con Toyota Aygo Cross. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
È tradizione che dopo Ferragosto Panorama Sardo dedichi una parte della sua programmazione settimanale alla musica dell'estate, trovando riferimento nello storico appuntamento con Calaganone Jazz e i suoi protagonisti. Partiamo lasciando spazio ai giovani dell'orchestra del liceo musicale Sebastiano Satta di Nuoro, formata da Mauro Usai e Pierluigi Manca e diretta da Giorgio Cuscito, pianista, sassofonista, vibrafonista, arrangiatore e compositore, tra i massimi esponenti italiani del jazz mainstream e tradizionale. Sono stato chiamato da alcuni docenti del liceo Sebastiano Satta di Nuoro come arrangiatore e direttore di un'orchestra della scuola e che in questo periodo, in questo frangente, sta studiando la musica degli anni 20 e 30, dell'America degli anni 20 e 30. Per cui ho scritto degli arrangiamenti ad hoc per l'organico a disposizione, loro li hanno preparati praticamente per tutto l'anno, io intervengo solo quando ci sono i concerti e mi diverto moltissimo perché questi ragazzi hanno uno spirito così primigenio, così... come dire, così rendono tutto molto 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 naturale come era effettivamente nei dischi degli anni 20 e 30. Era un brano di Duke Ellington, niente meno che di Duke Ellington, però era semplice, abbiamo pensato di cominciare da questo brano perché è basato su due note. Dinner for one, please, James. Madama will not be dining. Yes, you may bring the wine in. Love play such funny games. Dinner for one, please, James. Madame, when we parted, please not look so downhearted. Close melancholy gaze. When my breast felt all and of another, I had no chance to deny. You know there has never been another. Shall they feel I love the love? Maybe she's not to blame. My gunner goes happy hours, none of our favorite flowers. Dinner for one, please, James.
tell every wrong. Who would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I Adelasia Bussu. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Accendi nuova Swift Hybrid. Cedi alle tentazioni. Muoviti con stile. Alza il volume delle emozioni. E non rinunciare a nulla. Guarda al futuro. E non fermarti mai. Nuova Suzuki Swift Hybrid. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Don't want pork chops and bacon, no, that won't awaken my appetite. How about the frim sauce with the eyes and thing we should offer on the side? You know a girl, she's really got to eat, and the girl, she should right. So if I well get pretend, I'm going to feed myself right tonight. I don't want your fish cakes and rye bread. You heard what I said. Wait, please. I need mine fried. I want the frim sauce with the awesome thing with your pepper on the side. Hey!
that is most of the time. But there are moments sooner or later when it's tough, I've got to say. I love to say, waiter, make it another old-fashioned, please. Make it another double old-fashioned, please. Make it for one who's due to join the disillusioned crew. Make it for one of love's few refugees. Please, once hide my castle, I raise that will expire never. They say I'm crazy, got no sense. I don't care. They make all me leaders. I don't care. You see, I'm so independent. I am my own superintendent, and my
We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, you're so fine. I'm so glad that you're mine. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Are something I can't behold.
Allora, io mi chiamo Baba Sissoko, viene di Mali, West Africa. Sono qua oggi come progetto che chiama Sissoko Music, con mio fratello Bao Sissoko e mia figlia Gianna Sissoko e io Baba Sissoko. E sono molto contento di suonare Caragoneno Jazz Festival, un festival meraviglioso e bellissimo, con tanta energia, un pubblico magnifico dalle grotte qua. È veramente un'occasione per noi artisti di suonare un posto così dalle grotte, proprio un regalo della natura. Io può dire solo grazie a Caragoneno e grazie a Giuseppe Giordano che proprio mi ha invitato con questo bello progetto e spero di ritornare qua a Sardegna, perché Sardegna è un terra della pace, un terra di solidarietà, un terra di accoglienza. Vivo la pace, vivo la solidarietà e vivo la salute, vivo la natura, yeah! Parlami della tua musica, della vostra musica. Mia musica è una musica del simbolo della pace, perché mia musica parla della vita di adesso proprio, che abbiamo bisogno adesso. Quando io guardo adesso la TV mi fa piangere sempre, quindi mia musica parla di solidarietà, di rispetto della natura e veramente adesso tutte le canzoni che facendo per portare la pace partout nel mondo, che adesso il mondo ha bisogno di sapere vivere insieme, il mondo ha bisogno di collaborare, il mondo ha bisogno proprio di dare le mani per salvare il futuro dei nostri figli e nipoti. Quindi basta la guerra, basta la fame, basta le malattie, adesso abbiamo bisogno di pace, vivo la pace. Stacca un attimo, fermo. È staccato?
le melodie, i suoni e soprattutto la magia di questa 38esima edizione che ci accompagna. Mi permetto di dire, un festival che cresce ma non invecchia. Questo ovviamente è un bel sentire, è una anche gratificazione, perché dopo tanti anni a volte si ripetono le formule, si ripetono anche un po' gli usi, no? Perché diventa quasi un'abitudine. Invece noi cerchiamo, anche con il coinvolgimento dei giovani, di migliorarci sempre e di perfezionare. Siamo fortunati perché questi posti incantevoli come diciamo palcoscenico certo ci aiutano. La scelta anche di Luca Schirru per i suoni ancestrali della Sardegna, quelli caratteristici della Uneddas, gli strumenti che accompagnano la storia della tradizione, una tradizione che è arcigna, mi permetto di dire, ma soprattutto è presente, ma in una chiave giovanile, perché Luca è giovanissimo, come anche una parte dello staff dell'associazione Intermezzo. Facciamo un po' di ringraziamenti, noi li facciamo ogni anno, ma quest'anno vogliono essere un po' dei ringraziamenti più che di merito, di costanza di questi ragazzi. Devo ricordare che la nostra mission già dall'inizio, da 38 anni fa, è stata quella di diciamo far incontrare non il nostro patrimonio musicale etnico con le culture che arrivano da oltreoceano e da altre parti che poi si sono radicate in Europa e in Italia, ma devo dire anche in Sardegna con il jazz, che ha una storia ormai che appartiene al mondo intero. Abbiamo iniziato, ricordo, 38 anni fa proprio con una produzione originale che vedeva il Quintetto di Fresu collaborare con gli anziani tenori di Fonni. Sono passati tantissimi anni, un suonatore di Launeddas, addirittura nuorese, Cesare Carta, e il chitarrista Battista Giordano. Abbiamo iniziato così, collaborando poi con Bill Coban, e quello è stato l'esordio. Questa formula è stata portata avanti negli anni ed ecco adesso coronare un po', diciamo, la nostra missione, il nostro sogno, coinvolgendo artisti che sono diventati di levatura internazionale, perché Luca, pur ovviamente appartenendo al mondo, non lo definisco neanche folk, al mondo della cultura musicale etnica, è una persona di assoluto livello internazionale. E allora tuteliamo questi patrimoni, queste risorse, questa cultura. Il nostro viaggio di Panorama Sardo finisce qui per la 38esima edizione. L'augurio è quello di ritrovarci, un saluto a Valerio Vargiu, e di ritrovarci nella 39esima, ma il percorso di Panorama Sardo è questo, vuole portarvi a scoprire, ma soprattutto a tenere forte con saldità, ci sta anche bene in questo periodo, con forza quella che è la cultura, quella che è la tradizione, ma soprattutto l'innovazione che c'è in questo momento, e facciamola vedere. Grazie a Giuseppe Giordano. I ringraziamenti in chiusura. Ricordiamo che tutto questo è possibile realizzarlo con il supporto e il contributo della Fondazione di Sardegna, degli assessorati regionali della cultura e del turismo, ma soprattutto con i partenariati locali, l'amministrazione di Dorgali in primis, la cantina di Dorgali, l'acquario e anche il consorzio dei trasporti marittimi, e poi Telesardegna, Panorama Sardo e tutto quello che è l'indotto della comunicazione, perché ricordiamoci che è bello fare eventi, è bello creare, ma è bello anche comunicare, e io con questo manderei un saluto, la linea alla regia. Grazie. Alla prossima, grazie. Grazie.
in collaborazione con Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.